Un 2,1% nel primo trimestre 2017, dato fornito dal Centro Studi di Confindustria Verona, conferma il trend positivo che vede la produzione industriale scaligera registrare segno positivo da quasi 4 anni a questa parte. Anche le previsioni per il secondo trimestre sono positive. Si parla di una crescita dell'1,35% sulla produzione, di un più 1,03% sugli ordini Italia, 0,50 estero, e un più 0,47% per quanto riguarda l'occupazione. Siamo in un periodo positivo assolutamente, questo fra l'altro è anche il frutto degli investimenti che sono stati fatti negli anni, in questi ultimi mesi, nell'ultimo anno diciamo dalle aziende, da un lato, dall'altro lato da una sostanziale ripresa che stiamo vedendo delle attività economiche e anche dei consumi. Anni di crisi difficili anche per la città scaligera, che ha saputo però rispondere grazie anche alla diversificazione produttiva. Il fatto che a Verona ci siano tanti settori economici e la città non sia concentrata su un unico settore, questo fa sì che noi riusciamo a rispondere ai momenti di crisi in maniera più solida, perché diversifichiamo molto il rischio andando a lavorare su tanti settori. Il presidente di Confindustria Verona lancia infine un messaggio, che è anche un auspicio, al sindaco Sboarina e alla nuova giunta insediatasi sabato scorso. Mi piacerebbe che riuscissero a pianificare, a progettare la crescita di questa città con una visione di lungo periodo.